A Racalmuto, in piazza Umberto, celebrata la festa della liberazione dall'oppressione nazi-fascista, il valore della resistenza e della democrazia. Irene Milisenda. Oggi 25 aprile 2017 ricorre il 72esimo anniversario della liberazione d'Italia e si celebra la festa che ricorda e tramanda la liberazione dell'Italia dal fascismo e dunque la nascita della democrazia e della Costituzione repubblicana. La cerimonia è stata organizzata in piazza Castello a Racalmuto in presenza del prefetto di Agrigento Nicola Diomede, delle più alte cariche istituzionali, civili, militari e religiose della provincia e le rappresentanze delle forze dell'ordine. Una scelta voluta dalla prefettura ma concordata con le forze di polizia e in primo luogo con il comandante provinciale dell'Arma dei Carabinieri, prospettata al sindaco di Racalmuto, ha accolto l'idea con l'entusiasmo, così come con entusiasmo era stata raccolta questa stessa idea a Favara, a Ribera, a Licata, dove abbiamo fatto analoghe manifestazioni sul territorio provinciale. La risposta da parte della collettività, da parte dei ragazzi, mi pare così di grande entusiasmo e sta nell'imbandieramento di questa piazza e nella bellezza di questa piazza. I contenuti della festa della liberazione sta a ciascuno di noi. Oggi è una giornata in cui ricordiamo, perché contemporaneamente deve essere giornata di stimolo. Occasione sta a ciascuno di noi attualizzare e riempire di contenuti veri il concetto della libertà che abbiamo ereditato dai nostri, io dico dai nostri genitori, e dobbiamo noi adesso lasciarla come libertà piena e totale alle future generazioni. È la festa dell'Italia, della liberazione, e io sono orgoglioso della bella piazza, della passione che l'ha animata, dell'importante lavoro fatto dai ragazzi delle nostre scuole, dai nostri impiegati, dalla giunta. Insomma, è stata una bella giornata colorata e anche ricca di pathos. Sono state selezionate delle bellissime poesie. Il messaggio è quello di affrontare il tempo presente con la forza, l'energia, la cultura e la concordia che ha animato la generazione che ha liberato l'Italia e poi ha creato, pensato la Costituzione più bella del mondo. Ecco, oggi ci dobbiamo interrogare se noi stiamo facendo tutto il possibile per costruire quella società disegnata dalla nostra Costituzione, e lo dobbiamo fare in nome proprio dei nostri ragazzi che oggi hanno partecipato attivamente e appassionatamente e che hanno reso sempre più vivido il nostro tricolore e i valori che rappresenta. Il momento più intenso della cerimonia è stata la deposizione della corona al monumento dei caduti e il silenzio d'ordinanza intonato dal trombettiere è stato accompagnato dal raccoglimento di tutti i presenti. Oltre alle istituzioni hanno partecipato gli studenti del locale istituto comprensivo Leonardo Sciascia e l'istituto superiore Enrico Fermi, sede di Racalmuto. Va ricordato sempre qual è stato il sacrificio che ha consentito, che consente oggi a noi di essere un popolo libero, e va pensato anche quando nelle divisioni, negli scontri quotidiani che ci sono anche nella politica, il senso di comunità di questo paese, di questo grande paese che è l'Italia. Ecco, io penso che il 25 aprile debba essere anche una giornata veramente di conciliazione e di riconciliazione. Una ricorrenza importante in un luogo importante, Racalmuto, tanti sindaci presenti, tanti giovani, davvero un segnale forte per testimoniare i valori di democrazia, di libertà che il 25 aprile ricorda. Una ricorrenza che ci ricorda il 25 aprile 45, la liberazione dall'occupazione nazista, la liberazione dalla dittatura fascista, e ci ricorda appunto come
come i valori della democrazia e della libertà anche oggi siano di assoluta grande attualità e vadano praticati in tutte le forme, in tutte le dimensioni della politica, del vivere civile, e direi in questo momento quanto è importante anche rilanciare questi valori a partire dalla Sicilia nel bacino del Mediterraneo, che di democrazia, di libertà, di pace certamente ha bisogno. Una Costituzione che è tra le Costituzioni più belle del mondo. Ecco, oggi vedete